Va ora in onda la rassegna stampa. Simone, tu non devi preoccuparti, Sammy Varini inizi un minuto in ritardo e adesso come facciamo? No? Ma anche se fossero due, ma c'è tutto il mondo intorno a noi che è di fretta e chi sta andando a lavorare già in coda alle 7:30 del mattino, che queste sono le robe, oddio c'è di peggio, quelli alle 6 del mattino già in coda si incacchiano non poco. Siamo felici, siamo contenti, mettimi su una bella base tamarrosa in sottofondo, un bel ritmo di quelli cicapeno, bravo, è così che si fa. E allora buongiorno a tutti voi, popolo di Radio Libertà, succubi del Sanremo nazionale. Subito sono quelli che dicono: ma Sammy Varin, continui a parlare di Sanremo? Io continuo a parlare di Sanremo? Assolutamente no. Buongiorno da Sammy Varin, buongiorno a Simone, buongiorno ai nostri tecnici che girano la manovella per far ripartire ogni mattina questa importante fonte di controinformazione che si chiama Radio Libertà, signori. C'è tutta una roba per far ripartire le cose. Allora c'è la radio, ok, sulla banda DAB della radio ci seguite in tutta Italia. C'è la televisione sul canale 252 che sembra radio, ma in realtà diventa anche video se avete il televisore collegato ad internet. Fate la prova quando siete a casa, canale 252 in tutta Italia. Ci sono le piattaforme internet, c'è Facebook, basta cercare Radio Libertà, oppure cercate Lega Salvini Premier o Lega Giovani e c'è in diretta il faccione di Sammy Varinone. C'è il sito internet radiolibertà.net dove c'è anche il video e ci sono tanti articoli con i commenti alle notizie del giorno scritti da tante persone di quelle toste che però non vanno sui soliti giornaloni, d'accordo? E poi c'è l'applicazione di Radio Libertà da scaricare gratuitamente sul vostro cellulare o tablet. Questa è comoda perché in ogni momento della giornata, qualunque cosa facciate, dovunque vi troviate, basta che ci sia un collegamento internet, schiacciate e partono i nostri programmi. Anche video, perché potete scegliere se ascoltare la radio o vedere anche quello che vi trasmettiamo. Insomma, siamo una multipiattaforma di controinformazione che inizia ufficialmente le sue trasmissioni in diretta ogni mattina intorno alle 7:28 con i gattini di Rossini miau miau e poi certamente andiamo avanti tutto il giorno a farvi pensare e anche arrabbiare molto spesso, a volte anche sogniamo di fare delle novità politiche importanti, andiamo avanti a sognare, ma ogni tanto qualcuno di questi sogni magari si avvera pure. Il buongiorno si sente dal Varin, ma anche dalle vostre telefonatine. Certo, non a quest'ora, stiamo ancora dormicchiando, ma dopo le 9 apriremo le linee allo 0292947222. Oggi ho un po' più di spazio per voi, anche nella seconda parte dalle 11 a mezzogiorno cercheremo di leggere i tantissimi messaggi che ogni mattina mi arrivano e che stanno già arrivando. Perché inviare messaggi? Perché io tra poco inizio a leggervi i titoli dei quotidiani, ma voi li potete commentare. Questa è la figata che nessuna radio fa, che non ho mai capito il motivo. Ho capito sì, perché uno è tutto serio, salve a tutti, la rassegna stampa, eccetera, ti passa la voglia. Qui invece siamo abbastanza easy, easy con la Y, siamo soft, siamo pop ma non popolari. Se volete girare di là, girate pure. Quindi già da adesso inviate i vostri messaggi al 340 6709 659. Se siete nuove entrate, memorizzate sul vostro cellulare sto numero 340 6709 659. Lo sta scrivendo anche Simone che se l'era dimenticato, è vero. In qualunque momento del giorno o della notte inviate un vostro messaggio, anche audio, anche video, il primo che arriva in studio ve lo trasmette. E il primo messaggio è di Daniel che scrive: buongiorno Sammy, la giornata parte bene, in Europa sono incazzati neri perché il mitico Trump decide senza di loro.
Tajani è incazzato nero per l'ultra attività del nostro mitico Salvini e Grimoldi è incazzato nero con la Lega. Strano. Buona giornata, Daniel. Beh, Grimoldi è incazzato nero perché ieri al Consiglio federale è stato sancito che, guarda caso, chi si iscrive ad altri partiti, ad altre associazioni tipo Patto per il Nord non può essere della Lega. Ma guarda un po' che cioè, non ci voleva, poteva capirlo da solo, ma va bene, giustamente, chi vuole andarsene dalla Lega che se ne vada. Il problema è che poi è lì a guardare e ha solo astio verso noi che continuiamo a lavorare per la povera gente. Un altro messaggio mentre parlavo è quello di Corrado. Buongiorno a tutti, vorrei notizie sul documento firmato 11 febbraio 2025 sul QFS firmato da Trump che riporta oro-dollaro e poi in cascata tutto il resto del mondo. Se è tutto vero come al solito, via dall'Unione Europea, via dall'euro subito. Se vogliono salvarci il governo italiano, sveglia, caro Corrado da Treviso, tu ci scombini sempre le carte in tavola, non le ho ancora date le carte, e allora diamo queste carte, signori, voi giocatori della mattina presto, si fa per dire, ormai siamo super svegli. Che cosa vuole l'ANSA? Mi fa pubblicità, che ansia, l'ANSA che mi fa pubblicità appena ci clicco sopra. Trump a Putin, l'adesione di Kiev alla NATO non è realistica. La chiacchierata di un'ora e mezza ieri sera ci ha lasciato basiti? No, lo sapevamo benissimo, l'aveva anticipato che voleva parlargli. Hanno fatto una chiacchierata amichevole da vecchi amici. Voglio, si sono dati appuntamento. Allora Trump andrà a Mosca, Putin lo riceverà, però prima facciamo un po' di casino negli Emirati Arabi. Vabbè, si troveranno gli Emirati Arabi e insomma la pace si sta avvicinando e noi siamo contentissimi di questa cosa. Peccato che stiamo a guardare e chiaramente l'Europa ha iniziato a frignare. Fammi andare sul Corriere. Trump chiama Putin il successo dello zar che ha in mano le leve per trattare la pace. Un momento storico, scrive il sito del Corriere. La lista delle condizioni, il dialogo in esclusiva con l'uomo più potente del mondo è esso stesso una dimostrazione di forza. L'invito a Mosca rivolto a Trump ne è l'ulteriore sigillo. Cioè, alla fine, tutte cose che si dicevano da mesi, quando Trump si avvicinava all'elezione, se verrò eletto, noi lo prendavamo in giro. Voi comunisti lo prendavate in giro, guarda un po'. Svolta Trump, siamo su Repubblica a denti stretti. Trump parla con Putin e lo riabilita, finiamo la guerra. Il tycoon no a Kiev nell'alleanza atlantica. Doccia fredda quindi per Zelensky, che ha comunque un piano B, sicuramente si inventa qualche cosa e ce lo spiegherà. Intanto però ci tuffiamo sui quotidiani oggi in edicola partendo dai meno giornaloni, sì, da quelli meno importanti, tra virgolette, che per noi invece sono più importanti. Partendo, perché no, per voi fascistoni all'ascolto, il Secolo d'Italia. Dai, i pidini vi chiamano così. Punto di svolta. Trump parla con Putin e Zelensky, negoziati più vicini. L'editoriale sul Secolo d'Italia è firmato Lorenzo Mariani. Il presidente USA Donald Trump ha le idee chiare e le ribadisce pubblicamente. Sono le stesse con cui ha cavalcato la campagna elettorale per la sua rielezione. Pertanto, in materia di politica estera, sul conflitto che da 3 anni, era il 24 febbraio 2022, quando l'invasione è cominciata, sta devastando l'Ucraina, il tycoon non ha dubbi. L'obiettivo primario è fermare la guerra tra Mosca e Kiev e avviare subito i negoziati di pace. Un intento che l'inquilino della Casa Bianca ha ribadito oggi nel colloquio telefonico intercorso con il leader russo Putin. È stata una telefonata molto lunga, durata quasi un'ora e mezza, ha confidato lo stesso portavoce del Cremlino Peskov. Donald Trump scende in campo e dopo aver ospitato Netanyahu e aver affrontato il conflitto israelo-palestinese, ora passa ad occuparsi della guerra in Ucraina. Argomento discusso a lungo in una telefonata a fiume con il leader russo Putin, colloquio su cui il presidente USA ha rivelato dal suo canale social Trot: ho appena avuto
una lunga e molto produttiva telefonata con il presidente Putin, abbiamo discusso di Ucraina, Medio Oriente, energia, intelligenza artificiale, potere del dollaro e vari altri argomenti. Entrambi abbiamo riflettuto sulla grande storia delle nostre nazioni e sul fatto che abbiamo combattuto insieme con tanto successo nella seconda guerra mondiale, ricordando che la Russia ha perso decine di milioni di persone e noi allo stesso modo ne abbiamo dovuto sacrificare tante. Così il presidente degli Stati Uniti. Giornata storica per molti, ma molti davvero. Spostiamoci su altri quotidiani e lo so, voi non lo sapete, ma ci sono alle richieste, non richieste musicali su questa radio, ma richieste di quotidiani. Quindi se volete un quotidiano particolare, qualcuno che magari nessuno vi legge mai o che non vorreste mai comprare, allora leggimelo tu, Sammy Varin, inviatemi un WhatsApp al 340 6709 659. Io ce li ho qua tutti non li posso leggere, però qualcuno anche particolare, anche locale, eccetera, posso andare ovunque, davvero, abbiamo una potenza. L'unico problema è che, sai, per farlo dovremmo stare qui 12 ore a fare la rassegna stampa. So che Simone amerebbe questa cosa, ma personalmente, insomma, se possiamo non dare queste ideuzze al nostro direttore Sallusti, sarei più contento. Il manifesto, eccolo qua, e ogni mattina c'è qualcuno che richiede questo manifesto. Piace soprattutto il titolo, che oggi devo dire non è che sia un granché, anche perché noi la pensiamo proprio all'opposto. Paese sicuro, titola quest'oggi il manifesto, il quotidiano comunista. Ma quale paese sicuro? Riace. La Cassazione chiude il caso giudiziario di Mimmo Lucano e smonta la campagna delle destre. Non c'era truffa nell'accoglienza dei migranti. Di una maxi condanna restano le briciole, ma sono proprio queste briciole, quelle cosettine importanti che invece fanno notare gli altri quotidiani che non sono comunisti. Il modello Riace, prosegue il manifesto, non era un crimine, resta l'alternativa alle deportazioni in Albania. E la foto con Mimmo Lucano. Ma adesso si deve dimettere da sindaco, che insomma è stato condannato, no? Perché lui sindaco, è stato eletto lo stesso giorno sindaco per la seconda volta di Riace ed europarlamentare della sinistra. No, tanto così per sapere, ok, paese sicuro, quindi Riace, tutti a Riace, secondo il manifesto. Non è proprio così, e vi leggerò tra poco gli altri quotidiani, ma mi sembrava giusto partire proprio da chi la pensa in maniera opposta. Per inciso, quasi nessun altro quotidiano, partendo da Repubblica, ha messo la notizia che riguarda Mimmo Lucano. Non chiedetemi perché, probabilmente il giornalista era malato, non poteva andare lì a fare un sopralluogo, le interviste, non rispondeva al telefono. No, non hanno trovato Lucano, mi pare sulla stampa, c'è un piccolino, dopo ve lo faccio vedere, ma non so come mai, cosa può essere accaduto. Sempre sul manifesto, Trump-Putin, primo contatto, il negoziato sull'Ucraina è partito, il ministro exit USA non più focalizzati sull'Europa, e ci va a piacere, e per niente l'Europa comincia appunto a starnazzare, a piagnucolare, e fateci fare qualcosa, e ci daranno in mano la solita scopa, te va a pulire un po' le macerie in Ucraina. Il Riformista, che palle, storie di tutti i giorni, la mitica canzone di Riccardo Fogli in prima pagina su Riformista. La diplomazia della sicurezza si realizza quotidianamente con discrezione, talò per l'Italia la Libia è cruciale, e si ritorna ancora una volta ad al-Masri. Te l'ho detto, non ce l'hanno perdonata. L'Unità, poi, il capo degli 007 ci ha querelato l'Unità, ora mostri tutte le carte, se no è viltà. Trallallero, trallallà, so che a voi interessa fino a un certo punto e a me men che meno, perché ci sono anche altri argomenti, e per questi giornali, signori, si dovrebbe parlare esclusivamente di al-Masri,
si è fatto un pasticcio sicuramente, ora pian piano arriveranno e vabbè, si deve dimettere Nordio e si dimetterà Nordio, guarda, pur di farvi contenti farei qualunque cosa, si scherza naturalmente. Dove andiamo? Dai, cosa mi votate? 3406709 giù dalle brande, sveglia, oh qui c'è gente che dorme ancora alle 7:46, vergogna, vado su Avvenire e vi faccio dire la preghierina del giorno, eccola qua. Svolta sull'Ucraina. Il tycoon pronto a una visita a Mosca, lo zar atteso a Washington, tra i due e scambio di cortesia. Dopo giorni di indiscrezioni e smentite, una lunga telefonata tra Trump e Putin avvia ufficialmente i negoziati per chiudere la guerra. A Zelensky la contropartita sulle terre rare. Donald Trump incontrerà presto Vladimir Putin per trovare una soluzione al conflitto in Ucraina. L'annuncio è arrivato al termine di una telefonata di 90 minuti ufficializzata prima dalla Casa Bianca e poi dal Cremlino. Le trattative di pace sono state intanto già avviate. Per il momento se ne occuperanno i rispettivi negoziatori. I due leader hanno però concordato di scambiarsi una visita. Trump andrà a Mosca, Putin a Washington e tra questi due poli che si giocherà la partita sul futuro di Kiev. Senza l'Unione Europea, il presidente Zelensky ha invocato una pace duratura e affidabile, malcelando il fatto di essere stato messo a conoscenza della svolta a fatto compiuto. Il Pentagono da Bruxelles ha già messo i paletti, l'adesione di Kiev alla NATO è irrealistica. Ci sono intanto buone notizie anche sul fronte medio orientale. Hamas apre sugli ostaggi, li libereremo come da accordi. Ma non tutti, va bene. Intanto sul fronte migranti, Frontex segnala l'aumento del 43%, più arrivi a gennaio, soccorsi ostacolati, denuncia il quotidiano Avvenire, mentre l'agenzia europea Frontex segnala a gennaio un aumento del 43% degli arrivi sulle coste italiane. L'ONG SOS Mediterranee, simpatica, denuncia che l'assegnazione di porti per lo sbarco in località del centro e del nord Italia, introdotta dai provvedimenti del governo Meloni, hanno imposto alle navi delle varie organizzazioni umanitarie spostamenti inutili di giorni e settimane, con naufraghi già provati dai viaggi e dalle violenze dei trafficanti. Non vi sto a leggere di spalla l'articolo di Maurizio Ambrosini, la risorsa immigrazione e il coraggio di abolire i click day. Ok, ne possiamo fare a meno, ma chiaramente queste sono cose che esistono. C'è gente che pensa che l'immigrazione sia realmente una risorsa, anche noi certamente la pensiamo, ma migrazione non deve essere invasione. In centropagina su Avvenire c'è però l'argomento cartelle esattoriali che ci piace, ci fa subito svegliare. La maggioranza valuta la sostenibilità. È una cosa che il governo, che lo Stato può sostenere. Leo, rottamazione possibile, ma Fumarola, ma chi è sta Fumarola? È la nuova segretaria della CISL, ben trovata, dice no, il primo no arriva dalla CISL, ti immagini quegli altri. La rottamazione in 10 anni delle cartelle esattoriali continua a tener banco nel centrodestra. La Lega rilancia nel Consiglio federale, dove il ministro dell'economia Giorgetti ha definito sostenibile una nuova operazione. Anche il viceministro Maurizio Leo, di Fratelli d'Italia, conferma un'apertura in una intervista. Puntiamo a soluzioni equilibrate per chi si trova in difficoltà e conferma il quoziente familiare come obiettivo. La neoletta segretaria generale della CISL però dice no all'ipotesi di nuove cancellazioni delle cartelle, semmai vanno aumentate e tagliate. Invece la seconda aliquota IRPEF dal 35 al 32% e propone un patto dei riformisti, quindi stiamo più sull'IRPEF, dice lei, e queste cose ragazzi, in poche parole ha vinto la Lega, non so se avete capito. Stiamo a vedere. E non parliamo di chi non ha pagato le tasse, non ha denunciato, non ha fatto la dichiarazione dei redditi. Ribadisco e discoriba, perché avete il palato fino voi, No, si parla di quelli che hanno fatto la dichiarazione dei redditi, ma per qualunque motivo non sono riusciti poi a pagare, compresi anche quelli, certamente, che hanno saltato delle rate e li si è bloccato tutto quanto. Vogliamo dargli una mano? Vogliamo incassare
incassarli sti soldi? Santa polenta. 340 6709 659. Ditemi se sto sparando cacchiate. Ditemelo, non continuamente, ecco, ditemelo una volta sola, io poi vado avanti a spararle. 340 6709 659. Questo è il vostro contatto con me, con Sammy Varin. Siamo quasi a 50 anni di radio, tra qualche anno compio 50 anni di radio, ma siamo completamente fuori di testa. Andiamo sul Corriere che è meglio. Trump, Putin, subito i negoziati verso l'incontro in Arabia Saudita, il piano americano, Kiev fuori dalla NATO e adesioni territoriali, l'Unione Europea, anche noi alle trattative, un'ora e mezza di telefonata, poi leader USA chiama Zelensky, entrambi vogliono la pace. E in centropagina la foto dallo studio ovale, pieni poteri al magnate, gli attacchi ai giudici. Avevo già sentita questa frase dei pieni poteri, è vero, ma non so. Boh. Di spalla la modella al festival, la modella malata di cancro senza capelli, e oggi è su tutti i giornali, la forza di Balti. Qui da malata, io a Sanremo celebro la vita, ed è forse la cosa più bella, un esempio importante per tutti noi. Certo, noi siamo conciati, siamo malati, non andiamo certamente a Sanremo, però possiamo alzarci, cercare di fare del nostro meglio per uscire di casa, per fare una vita più o meno, non sarà mai di quella normalità che vorremmo, però è un incitamento a dire anche voi che mi seguite, che siete allettati e per qualunque malanno e più o meno grave, cerchiamo di fare parte ancora di questo mondo facendo qualche cosa che ci piace, e anche piccole cose. In questo caso mi state ascoltando, io me la tiro moltissimo e sono contento se è una roba che vi piace, magari vi piace un po' meno della rassegna stampa che faceva prima il nostro condirettore Giulio Cainarca, ma io sono più divertente, ecco, ci potrebbe essere anche questa cosa. Dalle scale di Sanremo, bellissima, in un abito color celeste, scollatissimo e con un lungo strascico, scende Bianca Balti. Al Festival da malata, io qui celebro la vita e sono sicuro che mi divertirò, aveva già sorriso la modella. Con lei e Conti la seconda serata del Festival di Sanremo vede a condurre anche Frassica e Malgioglio, ed è sempre show e musica con Damiano, cavaliere romantico, però ha cantato una canzone di Lucio Dalla che io non lo so, ragazzi, faccio il programmatore da qualche annettino, per me era di una noia, sì, è poetica, va bene, ma di una noia pazzesca. Cioè, io Damiano, dopo che aveva messo, l'ultima volta che l'avevo visto, aveva Reggicalze, se non sbaglio, no? Ma io avrei cantato Disperato Erotico Stomp. Ti hanno visto bere a una fontana, dai! Oppure una canzone di Guccini, il vecchio e il bambino, dai, è romantica anche quella. Niente, è andata a cantare una canzone. Cosa dici Simone? Se vai te, allora, se qui c'è uno che canta, quello sei tu. Per fortuna il microfono è spento, perché lui gorgheggia mentre Sammy Varini è qui tutto serio e compassato, lui gorgheggia, no? Santa polenta. Fatto sta, sì, no, Damiano mi è piaciuto, rispetto a quando era una donna, adesso è cacchio, che bel fighettino, è dolce, romantico. Però io non lo so, io avrei fatto un'altra canzone, quella di Lucio Dalla, bellissima, ma capito, è così. Sono ancora sul Corriere, sì, non ci muoviamo qua. Medici sulla riforma, maggioranza divisa, i dubbi di Fratelli di Forza Italia e la Lega insiste sul fisco. Ok? Vertice a Palazzo Chigi sulla sanità con Meloni, Tajani, Salvini, il ministro Schillaci, presidenti di regione Rocca, Cirio e Fedriga, scontro nella maggioranza sui medici di base e sulla possibilità di trasformarli in dipendenti pubblici. Forza Italia contraria, costi alti per lo Stato. Questo è il primo paginone del Corrierone che poi andremo a ripercorrere. Dove andiamo? Cosa votate? Se lo so, e voi gomblottisti andate subito sul Fatto Quotidiano. Va bene. Anche qui, ma un attimo in taglio alto, intesa Trump-Putin
e l'Unione Europea paga il conto. Telefonata e roadmap per la pace, colloquio di 90 minuti, i due leader si trovano d'accordo nella cessazione del conflitto e Zelensky non può che dire di sì. L'Unione Europea resta fuori dal processo diplomatico, ma dovrà sostenere i maggiori costi militari della NATO. Qui naturalmente tutti tocchiamo ferro o qualcos'altro, ma probabilmente il Fatto Quotidiano ha anche ragione. Caso La Russa Junior, Ignazio chiamò il capo degli spioni dopo il presunto stupro, telefonò anche un ufficiale dell'Arma. Com'è la casa? Il numero uno del Senato nega tutto. Equalize, l'hacker Calamucci, telefonata a Pazzali subito dopo quella notte. Chiaramente, se volete capire qualcosa in più, io non ho capito niente, bisogna acquistare il Fatto Quotidiano. Dove vado, dove vado, dove vado? Se lo so, adesso mi seguite come dei gattini. Miau, miau, miau. Vado su Repubblica, così imparate. Ciapala lì. Trump, Putin, patto sull'Ucraina. Guarda qui che belli, guardali che belli, Trump, Putin e in mezzo c'è un incazzatissimo Zelensky. Telefonata del presidente USA, quello russo, tutti vogliono fermare la guerra, subito i negoziati, verso incontro in Arabia. I paesi dell'Unione Europea e Unione Europea esclusi dalla trattativa. Parigi, Berlino e Madrid avvertono nessun accordo possibile senza Kiev e senza di noi. La Casa Bianca chiama anche Zelensky, delineati i prossimi passi per la pace. Siamo sempre su Repubblica. Maurizio Molinari scrive: il cambio di strategia non tradisca le alleanze. Le sfide per l'Europa lo scrive invece tale Romano Prodi. Anche su Repubblica c'è Sanremo, Biancabalti al festival, non sono qui per fare la malata. E poi diciamo che non c'è nient'altro di particolarmente eccitante su Repubblica, per cui vi eccito invece andando sul quotidiano La Verità. L'oscura mediazione per vendere armi alla Colombia svelata dalla Verità. Allora trattare con i banditi si può. Chiesta l'archiviazione per D'Alema. Per la Procura di Napoli non si deve procedere contro l'ex premier indagato per corruzione internazionale dopo i traffici con un ex paramilitare condannato a 40 anni per crimini di guerra. La decisione del GIP sarà un precedente non da poco per il caso Al-Masri. Siamo in centro pagina, il Papa a Sanremo lancia il brano che propone di abolire le religioni e insomma c'è qualcuno che insinua, tipo Dagospia, che sto servizio, sto video del Papa non fosse stato concordato, che comunque il capo dei vescovi Zuppi muto sul fine vita parla solo di migranti dicendo ci servono, e a parlare è così il grande Paolo Del Debbio. A proposito di suicidio assistito, legge toscana vergognosa, consulta forzata per ideologia, e anche quest'oggi se ne parla alla grande del suicidio assistito in Toscana, ma solo per i residenti, o peggio della Lega con le case popolari, signori. Trump e Putin, stop alla guerra, via ai negoziati, anche sul quotidiano La Verità. E infine socialisti all'attacco della mostra sulle foibe, scontro all'Europarlamento, fortuna che per Mattarella c'è stata la pacificazione. Pochi giorni fa, parlando degli italiani uccisi dai comunisti jugoslavi, Sergio Mattarella aveva detto che l'Europa ha unito popoli in passato divisi dall'odio. Ieri 9 eurodeputati socialisti sloveni e croati lo hanno smentito, chiedendo la rimozione di una mostra sulle foibe allestita da Fratelli d'Italia all'Europarlamento.
Eccolo, il nostro contro Sanremo quotidiano. Il Sanremo vero lo facciamo noi di Radio Libertà, trasmettendo ogni mezz'ora la musica che non c'è, quella che non esiste sulle altre grosse e grasse emittenti, semplicemente perché non paga. Ed è il caso sicuramente per questo pianista che si chiama Francesco Strano. Strano, ma non lo conoscevate, vero? Ritorno è l'intensità e la dolcezza del tornare a casa agli affetti dopo periodi difficili. Francesco Strano lo trovate su tutti gli store digitali, ma anche semplicemente su YouTube. Scrivete Francesco Strano. 4 minuti dopo le 8 del mattino, buongiorno da Sammy Varin. Certo, questa è una rassegna stampa, ma dimenticatelo subito. Ci sono anche i vostri WhatsApp, i vostri commenti al 340 6709 659 e non vado in onda solo la mattina dalle 7:30 alle 9:30, ma anche la sera dalle 20 alle 21 con il meglio, ma anche il peggio della rassegna stampa. Un saluto dal Veneto da Gian Damian. Buongiorno a tale ascoltatore Giancarlo Guerra. Parliamoci chiaro. Ricordiamo le parole della Meloni con Zelensky, accordo di 10 anni segreto, contestino la vittoria totale con tutti i territori. Che mal di pancia che mi fai venire con sto messaggio, quante falsità, e ora si rifà saggia e appoggia la trattativa. Non abbiamo fatto niente, hanno fatto tutto gli altri, e noi poveri pirla che parlavamo di trattative, vero Lega e governo, sempre a ritardo e perso opportunità di leader. Ma Maurizio, cosa dovevamo fare? Cioè, telefonavamo noi a Putin dicendo hey, I'm Trump, hey, we're Trump, we're very honorable. Non ci credeva nessuno che eravamo Trump. Sempre mai contenti, mai una felicità. Vuol dire che tutto il paese di Riace diventa un gigantesco CPR, scherza Marco da Milano. Adesso andiamo a vedere sta cosa qua, perché è stato condannato ma è stato assolto, per cui la sinistra è tutta contenta, sì, andava bene quello che si faceva a Riace, ma è stato anche condannato per falso perché ha scritto qualcosina che non andava. Sembra che i sinistri stanno rosicando alla grande perché Trump è decisamente diverso da Biden, ma più che diversamente diverso Biden non era proprio, non c'era, capito? C'era qualcuno al posto suo che disbrigava gli affari, ma non c'era nessuna attività. Come i Novax, i putiniani avevano ragione, cioè oltre ai Novax anche i putiniani avevano ragione. Questa la verità della giornata. Zelensky è diventato ingombrante per i Dem perché conosce brutte storie di Biden e i repubblicani che sono stanchi, quindi semaforo verde per togliere di mezzo lui con i suoi segreti. Che figura di merda per l'Europa, per la von der Leyen, la Callas, la Meloni, innamorate di Zelensky, con tutti quei baci e abbracci, carezze molto sospetti pecuniariamente parlando. Quante briciole sono cadute dalle tasche di Sniffolo. Ma cosa avete mangiato a colazione stamattina? Oh signor, buongiorno. Quindi la difesa della libertà, la democrazia, i valori erano scuse per massacrare gente sperando di far fuori la Russia, e invece era un modo per usare gli idioti, Unione Europea in primis, arricchire i soliti noti e ora presentare il conto che paghiamo ancora noi. Viva la libertà! PS, finalmente AIFA a processo per danni da vaccino, ma i colpevoli sono ancora fuori con i conti correnti gonfi, mentre Olindo e Rosa, viva l'Italietta, caro Marco, ne stiamo parlando ancora in queste ore della vicenda strage di Erba. Solo noi, chiaramente, se siete anche voi del parere che Rosa e Olindo siano innocenti, dovete semplicemente ascoltare Radio Libertà, magari farvi un giro sul nostro sito nella sezione podcast e cercare la trasmissione del nostro condirettore Giulio Cainarca che si chiama Auto da Fe. Anche ieri ne ha parlato. Come già detto, intorno a Trieste sui monumenti ci sono ancora le stelle rosse. Chi perdona e dimentica? Mauri, un abbraccio anche da me. Sammy, ma i sinistri le guardano le trasmissioni di Mario Giordano? Io spero, perché se succede alla gente comune atti di violenza tutto va bene. Vorrò vedere se succederà a lor signori. Io tutti quelli che sono favorevoli a questa immigrazione li costringerei a lasciare le loro sontuose abitazioni
e a vivere in condomini con tutte le etnie del mondo dovrebbero saltare dalla gioia. Sì, soprattutto se vai in giro in via Padova, dove è stato girato il video con Caparini e la sua nuova canzone, nuova perché lui suona già normalmente, fatevi un giro su YouTube, mamma mia che zone, e lì dove c'è anche la sezione della Lega in via Esterle ce ne fanno di tutti i colori ogni notte a quella sezione, tanto per... Chiudiamo pure gli occhi di fronte alla violenza bestiale degli immigrati di prima e seconda, in attesa della terza generazione, e poi ce le racconteremo se ci saremo. Ultimo messaggio, no, non lo leggo, se no almeno vi invoglio a restare all'ascolto, che cavolo, 3406709 per parlare con noi, per comunicare, per dirci il vostro pensiero sulle notizie del giorno. Tuffiamoci ancora sui quotidiani. Mi manca il quotidiano La Stampa e so che manca molto anche a voi. Titola "Telefonata Trump-Putin, ora pronti alla tregua", ma di spalla c'è l'intervista al commissario UE. Industria giù del 7%, la ricetta Dombrovskis, sconti per le imprese, ma avanti con il green. Chiaramente è una ricetta Alegher. Davide Tabarelli fa un'analisi dicendo perché il tetto al gas non è l'unica salvezza. Impressiona confrontare i grafici del calo della produzione industriale con i rialzi dei prezzi dell'energia, come che vi fosse un nesso causale, che in effetti c'è. Nel 2019, prima della pandemia, l'indice della produzione industriale era a 103, oggi a 91. I prezzi del gas all'ingrosso allora erano intorno ai 20 euro per megawattora, mentre la media degli ultimi 4 anni è il triplo, con quello di ieri a 55 euro. L'aggravante è stata la crisi causata dalla guerra scoppiata il 24 febbraio 2022. Tra i richiami in prima pagina sulla Stampa, la politica, Meloni, Tajani, Salvini, il vertice senza intese, ma in centropagina anche qui naturalmente l'inno alla vita di Bianca, abito di piume, niente parrucca, la modella incanta, Damiano omaggia Dalla, lo show con Borghi. Queste le notizie principali sul quotidiano La Stampa. Siete arrabbiati che non vi ho ancora letto Libero? Va bene, ma ci vado subito, ci mancherebbe. I gufi di Sanremo non cantano più. Le bugie su Telemeloni. Negli ascolti Carlo Conti supera Amadeus. Deluso il PD che parlava di Rai allo sbando. Chiaro che quest'anno ci hanno messo dentro anche internet, quindi tutti gli affari che utilizzate per guardare internet, se avete visto Sanremo, vi cuccano e vi contano come ascoltatori di Sanremo, mentre negli altri anni c'era soltanto la televisione. In taglio alto sul quotidiano Libero, il piano di Donald per l'Ucraina, i due si vedranno in Arabia, telefonata tra Trump e Putin, via subito ai negoziati per la pace. Sempre tra le segnalazioni in prima pagina sul Libero, eccolo qua, Cassazione, 18 mesi per falso, condanna definitiva per il pregiudicato Lucano. La vergogna all'Europarlamento, il PSE vuole cancellare la mostra sulle foibe e intanto l'anno scorso 877 episodi, gli attacchi antisemiti sono raddoppiati. Sandro Iacometti si occupa invece del conto delle folie green. È arrivato il conto delle folie green. L'auto affossa l'industria. Questo ed altro sul quotidiano Libero, da cui, ma sì, zitti, quatti, partiamo proprio dal Libero, dai, e andiamo a capire cos'è successo a Strasburgo. Censura rossa a Strasburgo, foibe, sinistra contro la mostra in Europa. Gli eurodeputati socialisti sloveni e croati chiedono di annullare il ricordo dei morti italiani. Fratelli d'Italia, un'offesa. Tommaso Montesano ci spiega
spiega una lettera alla Presidente del Parlamento europeo Metsola per sollecitare l'immediata cancellazione della rassegna sulle foibe e chiedere la sua rimozione. È incredibile quello che è successo a Strasburgo nelle ultime 48 ore con 9 eurodeputati del gruppo socialista di origine slovena e croata che hanno preso carta e penna per intimare la Presidente dell'Assemblea di censurare la mostra in ricordo delle foibe e dell'esodo delle comunità istriane e dalmate nel dopoguerra, curata dall'eurodeputato di Fratelli d'Italia Stefano Cavedagna. Motivazione: il presunto completo disprezzo dei fatti attraverso una documentazione falsa ed estremamente dannosa della storia recente di Slovenia, Italia e Croazia. Proprio così, mentre in Italia il Presidente della Repubblica Mattarella, in occasione della celebrazione del giorno del ricordo, ha denunciato la furia omicida dei comunisti jugoslavi, ricordando l'ostilità con cui in Italia furono accolti gli esuli da parte di forze e partiti che si richiamavano alla stessa ideologia di Tito, a Bruxelles i socialisti europei, gruppo cui fa parte il PD, si sono mossi per bloccare una mostra che documenta gli orrori dei partigiani titini. La rassegna, che si chiude domani, è stata inaugurata il 10 febbraio e denuncia il crimine comunista contro gli italiani, ricostruendo il contesto storico in cui maturò la tragedia con relativa testimonianza fotografica. Io ho voluto cominciare proprio da questo, dalle notizie che non esistono, perché oggi sapete bene gli argomenti sono tutt'altro, ma noi siamo una radio di controinformazione, quindi non è che non la facciamo l'informazione normale. Oggi l'argomento di quest'oggi, Trump Putin, ci mancherebbe, tra poco ci arrivo, ma io parto da quello che non sentirete quest'oggi sulle altre radio. Ad esempio questo, sono sempre sul Libero, Massimo Sanvito ci parla dell'odio di islamici e dei centri sociali in Italia, lettere minatorie, insulti e pestaggi, raddoppiati i casi di antisemitismo. Nel 2024 il Centro di Documentazione Ebraica ha registrato 877 casi di violenze, picchi durante il 25 aprile e le accampate studentesche, record a Milano con 76 attacchi. Altra notizia che non c'è, che c'è ma praticamente è diventata una cosettina, ne parla invece in un paginone il quotidiano Libero, l'operazione della Digos avvenuta a Bolzano. Satanista e neonazista a 15 anni, preparava un'azione terroristica. Un ragazzino accusato anche di fabbricazione di esplosivi, porto abusivo d'arma e pedopornografia, 15 anni. Si era unito a un gruppo estremista, il sospetto volevano uccidere un debole e postare un video. Pian piano arriviamo anche alle notizie più importanti ed è tutto contento. Moratti non ci sperava. Truffa del finto Crosetto, trovati i soldi di Moratti. L'ex patron dell'Inter aveva versato 1 milione di euro. Però non sembrava tanto dispiaciuto, nel senso che vabbè, non si trova cazzo, è successo, vabbè, 1 milione, ok. Soltanto un trafiletto per quello che è successo a Mantova. Marocchino massacra la ex a martellate in testa. Un'aggressione di una violenza assurda. Ha preso il martello e colpito la compagna sul cranio, sferrando addirittura una decina di colpi, causandole gravissimi danni alla testa. Per questo i carabinieri del comando provinciale di Mantova hanno arrestato un uomo di 40 anni originario del Marocco con l'accusa di tentato omicidio aggravato. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando a Roncoferraro, per l'appunto in provincia di Mantova, un corriere, anche questo di origine marocchina, mentre consegnava un pacco ha ricevuto una richiesta di aiuto in lingua araba da parte di una donna insanguinata affacciata a una finestra. Vedi che sono importanti gli immigrati. Noi non avremmo mai capito. Dici, cosa sta a dire? Non capisco, non scherzare, Sammy Varin, ma è vero. Ha immediatamente chiamato il 118. La donna, anch'essa marocchina di 38 anni, è stata trasferita in ospedale. A scatenare la furia del suo uomo sarebbe stata l'incapacità di accettare la fine della relazione. Sempre queste cose, non si può più dire no.
non viene più accettato un no. Siamo ancora sul quotidiano Libero, oggi per la serie Le notizie inesistenti, il molosso eroe che salva l'anziana padrona svenuta. Razze pericolose, non sempre, una bella storia a Treviso. La donna si sente male per strada, Mia, un American Staffordshire, inizia ad abbaiare alle auto finché si ferma una pattuglia della polizia che la soccorre. Bellissima questa femmina di American Staffordshire Terrier e devo dire eroica, ma per quel cane è semplicemente stato un atto d'amore verso il proprio padrone. Strategica la navigazione dei bacini. Siamo a pagina 9 del quotidiano Libero. Oggi abbiamo cominciato con le notizie inesistenti sugli altri giornali. Le Olimpiadi 2026, manca un anno alle Olimpiadi, daranno slancio anche al turismo lacustre. Uno dei grandi laghi del nord, Maggiore, Garda e Como, diventerà luogo di promozione dei giochi Milano-Cortina. Insomma, una stagione di turismo per tutta l'Italia importantissima. Pietro Marrapodi, destagionalizzare e valorizzare i siti meno conosciuti per consolidare i laghi come mete internazionali. Alessandro Morelli, che abbiamo avuto ospite proprio ieri su queste frequenze, il turismo lacustre è un segmento del PIL nazionale che può spingere il commercio e l'artigianato. Barbara Mezzali, i mari della Lombardia attirano turisti da tutto il mondo e sono il nostro orgoglio. Così il quotidiano Libero per la rubrica Le notizie che non esistono. Andiamo su quelle un po' più esistenti, ma non su quella principale, i colloqui tra Putin. Va bene, ci arrivo. Certo, sono sul Corriere della Sera che vi informa sulla riforma, vi informa sulla riforma, vi informa sulla riforma dei medici di base fisco, le tensioni nella maggioranza, il vertice a Palazzo Chigi, Forza Italia contraria a trasformare i camici bianchi in dipendenti. Non è uno scontro frontale, ma una divergenza di vedute, sì, scrive il Corriere, su tanti temi e tra pezzi di maggioranza che indicano ciascuna diverse priorità. Ieri è stata una giornata in cui, pur senza parole grosse, si sono intraviste le divisioni su vari temi cardine, come la sanità e su come usare i fondi forse a disposizione sul piano fiscale. Sul secondo punto le posizioni sono molto chiare. La Lega fa della rottamazione delle cartelle, la pace fiscale come la definiscono, la sua bandiera, anche in vista del prossimo congresso che dovrebbe tenersi in primavera, come deciso ieri nel Consiglio federale del partito. Forza Italia punta sulla riduzione dell'IRPEF, sulla sanità è ancora tutto in discussione. Così quest'oggi il Corriere che ci spiega nelle domande e risposte di Margherita De Bach cosa potrebbe cambiare per i dottori di famiglia e come gestiranno le 38 ore. I cittadini continueranno a scegliere tra i professionisti. Naturalmente, per saperne di più, il quotidiano Il Corriere di quest'oggi è una Bibbia, si fa per dire. Naturalmente quello che si sa è questo. Sempre sul quotidiano Il Corriere, ma siamo adesso a pagina 9, l'avviso di Salvini a Meloni e alleati. Non si possono ignorare le nostre richieste e naturalmente si parla di quello che la Lega vuole fare sulle cartelle e quindi chi non è riuscito a pagare può ricominciare a pagare, chi non ha proprio cominciato a pagare ma ha fatto le dichiarazioni dei redditi, chiaramente che ci sia la possibilità con una piccola quantità di denaro mensile arrivare a pagare. Un paginone fitto sull'avviso di Salvini a Meloni e alleati dicendo non potete ignorare le nostre richieste, anche perché, aggiungo io, Giorgetti è d'accordo. Il quotidiano Il Giornale che apre quest'oggi con effetto Trump, in Ucraina si tratta, Donald telefona a Putin e annuncia l'inizio dei negoziati di pace, l'incontro in Arabia Saudita, poi sente Zelensky, Europa esclusa.
Scendiamo un po' più giù, il modello Riace condannato 1 anno e mezzo a Lucano. Modello Riace condannato, scrive effettivamente il giornale, mentre invece per la sinistra il modello Riace assolutamente può andare avanti. Ancora sul giornale il DIS querela Foglio e Unità, servizi segreti e Paragon, il governo smonta le bufale. Il DIS, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, va ancora dai giudici, chiede i danni a 2 giornali. Dopo l'esposto contro il procuratore Lovoi dell'Agenzia di Sicurezza, arriva l'annuncio di azioni legali contro il Foglio e l'Unità. Per i servizi segreti italiani si tratta di una strategia anomala, in genere gli 007 non querelano. Ancora sul giornale, maggioranza al lavoro, vertice sui medici di base, riforma in stand-by. Anche qui nessuna mostra all'Unione Europea, foibe, gli alleati slavi del PID vogliono nascondere gli eccidi. E come vedete, insomma, sì, siamo abbastanza potenti con la nostra controinformazione. Andiamo all'interno, anche sul quotidiano Il Giornale, a pagina 11, il vertice di maggioranza sui medici di base, riforma in stand-by, Meloni no a scontri, spinge Salvini, frena Forza Italia, è un blitz, il nodo del passaggio ai dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Fedriga, sbagliato pensare solo al consenso immediato, ma anche le regioni sono divise, la netta contrarietà del sindacato Finge. Teatro alla Scala, il ministro Giuli nomina Melania Rizzoli e Foa dopo la designazione di Barbara Berlusconi. Sono Melania De Nichilo Rizzoli, divulgatrice scientifica ed ex vicepresidente della regione Lombardia, e Marcello Luigi Foa, giornalista ed ex presidente RAI, i componenti del CDA della Fondazione Teatro alla Scala di Milano, designati dal ministro della Cultura Alessandro Giuli per il quinquennio 25-28. Queste 2 nomine arrivano dopo la designazione di Barbara Berlusconi in quota regione Lombardia qualche giorno fa. Si completa così la squadra che entrerà in carica ufficialmente lunedì prossimo 17 febbraio con il nuovo sovrintendente Fortunato Ottombrina. Con loro Claudio Descalzi di Eni, Giacomo Campora di Allianz, Giovanni Basoli di Fondazione Cariplo e Diana Bracco della Camera di Commercio. Andiamo avanti con le notizie dal quotidiano Il Giornale ed eccolo qua, almeno questa è la visione del centrodestra, modello Riace condannato 1 anno e mezzo a Lucano. La Cassazione conferma l'addebito per l'ex sindaco, ora deputato AVS. Falsificate le carte sui migranti. Mimmo Lucano, eurodeputato e sindaco di Riace, festeggia la propria condanna. Ieri pomeriggio la Cassazione ha reso definitiva la sentenza che gli infligge 1 anno e mezzo di carcere per avere falsificato carte del sistema Riace, il modello di accoglienza dei migranti famoso in tutto il mondo e che era diventato, secondo l'inchiesta della Procura di Locri, una macchina per favori, affari e soldi. L'esultanza di Lucano è comprensibile perché la Cassazione, facendo propria la sentenza dell'ottobre 2023 della Corte d'Appello di Reggio Calabria, lo assolve dalle accuse più pesanti, quelle che in primo grado avevano portato la sua condanna a 13 anni di carcere. Ma la macchia sulla fedina penale resta, anche se non mette a rischio la poltrona di eurodeputato che dal giugno scorso Lucano ricopre nelle liste di AVS, e nemmeno quella di sindaco di Riace, dove è arrivato al 4º mandato. Dopo la sentenza d'appello, anche la Procura Generale di Reggio Calabria aveva abbassato il tiro, rinunciando a ricorrere in Cassazione per le accuse più gravi contestate a Lucano, l'associazione a delinquere e il peculato per avere dirottato associazioni amiche in buona parte a lui legate parte dei fondi pubblici destinati all'accoglienza dei migranti. Ma sull'ex sindaco continuavano a pendere le accuse di truffa aggravata allo Stato e falso in atto pubblico. C'era anche l'abuso d'ufficio, ma nel frattempo il reato è stato abolito, sulle quali
quali ieri è tornata a insistere anche la Procura Generale della Cassazione. La Procura chiedeva che contro Lucano si celebrasse un nuovo processo per il semplice motivo che la soluzione in appello dall'accusa di truffa allo Stato non era stata pronunciata, diversamente da come è stata poi presentata da buona parte dei media, perché non ci fossero le prove della truffa. Ma perché non ci fossero le prove della truffa? Ma perché le prove erano costituite principalmente da intercettazioni che erano state dichiarate inutilizzabili. La Procura Generale ieri ha sostenuto che in realtà le intercettazioni erano legittime e utilizzabili e che per questo Lucano doveva essere processato di nuovo. La Cassazione è stata di diverso avviso, respinto il ricorso dell'accusa, respinto anche quello dell'ex sindaco che chiedeva la soluzione piena. I 18 mesi di carcere sospesi con la condizione diventano definitivi. Io non ho mai commesso, e la reazione di Lucano, nessuno dei reati contestati. Si è trattato di un teorema studiato, elaborato proprio per ostacolare, e vado avanti dall'altra parte, per ostacolare che cosa? Per ostacolare questa situazione del modello Riace, che invece funzionava così bene e che allora è l'accoglienza unica nel mondo, e Riace ha dimostrato che si può fare accoglienza con dolcezza, e tutto questo doveva essere ostacolato. Santa polenta. Fatto sta, e c'è anche, certo, la senatrice leghista Tilde Minasi, anche lei calabrese, che dice: condanna definitiva per Lucano, alla faccia della sinistra che scese in piazza minacciando la magistratura, da una parte, e dall'altra parte fanno l'applauso a questo che andrà avanti comunque a far danni in Europa e a quanto pare anche in quel di Riace. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Fascia tirrenica bersagliata da rovesci e locali temporali. Al mattino ancora diffusa instabilità tra Toscana, Lazio e Alta Campania, con piogge e acquazzoni in estensione verso est. Più asciutto altrove e mite. Nel pomeriggio rovesci diffusi su tutte le regioni centrali, temporanee schierite al nord e all'estremo sud, temperature in lieve aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM e i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaride. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti. Ricordo, è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni. Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, di trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro. 59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40
408 con i 3 falconi di Bronco Free, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68 44 08 oppure visitate lecatier.it. Ciao! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Quello che la gente vuole, dicevamo. Certo, se state posizionati su Radio Libertà, sicuramente volete una controinformazione quotidiana, non quello che dicono le altre radio, anche dal punto di vista musicale. E oggi su gran parte delle radio c'è in onda solo e soltanto Sanremo. Il nostro Sanremo vero lo facciamo attraverso gli artisti indipendenti, che in questo caso Sammy Varin passa ogni mezz'ora. In questo caso il figlio del grandissimo Fausto Papetti si chiama Marco Papetti e prosegue la carriera musicale iniziata con il padre, con un ritmo decisamente particolare che ci sveglia anche chi a casa sta facendo le pulizie. Con la scopa si pulisce meglio ascoltando Marco Papetti ed Espagnola Way. Trovate tutto quanto su YouTube, scrivete Marco
Papetti. Il buongiorno rinnovato da Sammy Varin. Simone, siamo noi che mandiamo avanti la radio questa mattina con le vostre meditazioni attraverso il 340-6709-659 che commentano la mia rassegna stampa. Ho appena finito di leggere il quotidiano Il Giornale e questa storia di Mimmo Lucano condannato 1 anno e mezzo. E però è tutto contento, e anche quelli di sinistra sono tutti contenti perché da una parte gli hanno abbonato, perdonato e non ha fatto niente, dall'altro ha fatto qualcosa. Insomma, ha fatto o non ha fatto? Vediamo cosa scrivono i nostri ascoltatori al 340-6709-659. Insomma, è stato condannato perché una soluzione totale sarebbe riuscita sospetta, ma in sostanza è libero di fare come prima. Te pareva? E promosso in Europa pure questo come la Salis. Incredibile, scrive qualcuno. E ancora, credo che si voglia far diventare Mimmo Lucano un martire ed eroe del buonismo. Vero, ma lo è già per la sinistra, lo è già. Adesso chiaramente lo vogliono rilanciare in ambito nazionale e internazionale perché Riace diventa ancora un modello. Cosa succedeva a Riace? E succedeva che questi immigrati potevano scorrazzare spendendo i soldini e facendo un'economia territoriale. I negozianti erano tutti contenti perché questi si compravano le ciabattine e avevano avviato proprio una vera e propria economia con anche associazioni che davano una mano, che facevano girare ulteriormente soldi, e a quanto pare però dove girano i soldi poi gira anche qualche cosa d'altro. Cosa ne pensate voi? 340-6709-659. Con tutto il rispetto per Mimmo Lucano, a me sta simpatico, cosa devo dire? Lucano e Sumaoro, io li inviterei qui a fare la rassegna stampa con me. Sembra sempre che non c'entrino niente, no? Poi, vabbè, adesso non si parla più del sostituto di Sumaoro, che è l'alter, tutto nero, anche lui, certo, e siamo preoccupati, ecco, sinceramente, perché se ne arriva un altro ancora. Io tifavo Sumaoro, poi lo so, con voi non vado molto d'accordo su questo, ma scherzo, dai, ci mancherebbe altro. Fatemi ritornare sui quotidiani, no, ancora sul quotidiano Il Giornale, perché scendendo, se riusciamo a sopravvivere dal modello Riace, scendo un po' più in basso e si parla di suicidio assistito con Stefano Zurlo. Il fine vita divide il palazzo. Veneto e Sardegna si muovono. Il governo valuta il ricorso. Il centrodestra contro la legge della Toscana. La CEI sgomenta. Zaia rilancia. Fratelli d'Italia si oppone. Insomma, e adesso la Toscana, la sua legge che già traballa più di un ponte tibetano, a Roma invece continua lo stallo, come fosse una partita a scacchi. Il fine vita divide il palazzo, anche se gli schieramenti sono trasversali a destra e a sinistra, e nei fatti si va verso un'autonomia differenziata. Cioè, ragazzi, quella che la Toscana aveva rigettato, adesso lei la fa. Si è fatta la legge. In Sardegna potrebbe sbloccarsi l'iter della nuova norma. In Veneto Luca Zaia annuncia che si sta scrivendo un regolamento ad hoc e questo provoca un cortocircuito nel centrodestra. La domanda che ora tutti si fanno è se il provvedimento appena varato dalla giunta guidata da Eugenio Giani verrà impugnato dal governo davanti alla consulta. Le impugnative, risponde il ministro per gli affari europei Tommaso Foti, non si fanno in televisione ma in Consiglio dei Ministri e dobbiamo vedere se quanto pensiamo sarà confermato dagli uffici competenti. Ricorrere alla Corte Costituzionale non è una decisione politica ma si basa su un fondamento tecnico e però pare probabile che si proceda verso il braccio di ferro davanti alla consulta. Per ora però il suicidio medicalmente assistito è a determinate condizioni possibili e Giuseppe Conte lo difende. Se a un certo punto il Signore chiama, l'accanimento terapeutico per una patologia assolutamente irreversibile in piena sofferenza non significa che è giusto proseguire in quella direzione. Siamo davanti a una legge equilibrata e che non deve spaventare nessuno.
Il cardinale Matteo Zuppi, intercettato a un convegno, si barrica dietro il più classico no comment. Il vescovo di Arezzo Andrea Migliavacca invece è esplicito: siamo sgomenti e addolorati. I cattolici sono sul piede di guerra, ma da Venezia Luca Zaia, che già era arrivato a un passo dall'approvazione di un provvedimento, rilancia: in Italia il fine vita esiste già. Dire che non esiste vuol dire non essere rispettosi dei cittadini. Il riferimento è alla sentenza della Corte Costituzionale del 2019, che però dà solo alcune indicazioni di marcia. Dunque Zaia spiega che i suoi tecnici stanno scrivendo un regolamento che colmerà gli spazi bianchi. Secca la replica degli eurodeputati veneti di Fratelli d'Italia Elena Tonazzani e Daniele Polato. Invitiamo Luca Zaia a essere più rispettoso della volontà del Consiglio regionale, che con una difficile, lunga e sofferta decisione ha detto no al fine vita. Insomma, a Venezia è bagarre dentro la maggioranza, ma Zaia sembra voler andare avanti e mette in evidenza i due punti fondamentali che la consulta non ha chiarito: i tempi entro cui deve arrivare una risposta e chi deve gestire e somministrare il farmaco. Anche in Sardegna potrebbe muoversi qualcosa. La proposta di legge è stata depositata nel novembre 2024, afferma in una nota l'associazione Luca Coscioni, con il sostegno dei gruppi di maggioranza che in quell'occasione avevano preannunciato che la legge sarebbe stata votata come primo provvedimento dell'anno. Non è andata così, anche perché la presidente Alessandra Todde 5 Stelle è stata dichiarata decaduta e il suo futuro è in bilico, ma ora si chiede che la discussione sia avviata al più presto in Consiglio regionale. E intervengono i parlamentari sardi PD Silvio Lai e Marco Meloni. La regione toscana ha fatto bene a normare le procedure per il fine vita, come la Corte Costituzionale chiede al Parlamento ormai da anni. A Roma intanto il Comitato ristretto delle Commissioni Giustizia e Affari Sociali del Senato è ancora lontano dal produrre un testo base. E Ignazio Zullo di Fratelli d'Italia frena: quando la Corte dichiara l'illegittimità di una norma non c'è la necessità estrema di una legge. Insomma, il fine vita può attendere. Così scrive oggi il quotidiano Il Giornale. Naturalmente i vostri pensieri possono arrivare al 340 6709 659, perché subito dopo le ore 9 avremo modo di leggerli. Divieto di aderire ad associazioni politiche, per quello che Grimoldi oggi è arrabbiato. Fuori dalla Lega la fronda nordista. Chi è militante della Lega non può aderire a associazioni politiche che insultano e criticano il partito. Lo ha stabilito il Consiglio federale di ieri, decretando l'incompatibilità con l'iscrizione a una realtà fondata da ex leghisti che attaccano pesantemente gli attuali vertici, compresi i governatori e ministri. Nel mirino c'è l'associazione Patto per il Nord, fondata dall'ex leghista Paolo Grimoldi e a cui è aderito anche Umberto Bossi, che però sarà dispensato dalla sua norma. Bossi era, è e sarà nella grande comunità della Lega. La decisione è in linea con quanto successo in passato con Flavio Tosi, che creò un'associazione politica parallela prima di essere espulso, spiega una nota della Lega. Continuano poi passaggi tecnici per arrivare al congresso federale del partito guidato da Matteo Salvini in primavera. Prima dell'assise ci saranno 3 grandi assemblee programmatiche aperte a militanti e sostenitori in Veneto, Marche e Campania. Il percorso è stato discusso in occasione del Consiglio federale, cui ha partecipato anche il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Quest'oggi ne parla solo il quotidiano Il Giornale. Sempre sul quotidiano Il Giornale il richiamo di cui prima vi parlavo: gli alleati slavi del PD negano le foibe. Gli eurodeputati croati e sloveni dicono annullare la mostra al Parlamento europeo sull'eccidio. Fratelli d'Italia risponde: offesa per le famiglie delle vittime e per gli esuli, i demi italiani restano in silenzio e il capostaff del sindaco di centrosinistra a Perugia inneggia a Tito. Naturalmente, se vi interessano questi argomenti, il quotidiano Il Giornale vi aspetta in edicola, e io lo dico sempre, questa rassegna stampa serve anche per farvi alzare il culo, uscire di casa. Fate 2 passi, conoscete il vostro edicolante, chissà mai che parli pure l'italiano. Intanto il resto del Carlino: Trump chiama Putin e Zelensky ora
pace. Il suicidio assistito, naturalmente anche qui. La legge toscana piace alle regioni, non al governo. In centropagina, naturalmente Sanremo. Balti sul palco, qui celebro la vita, un po' noiosetti come titolo, devo dire. Bellissima presenza di questa top model malata di cancro sul palco, però magari avrei messo qualcosa di un po' più potente. SOS rincari, i cittadini, vivere qui è difficile. Dove siamo? Siamo a Bologna, che ha superato ogni record nel rincaro degli autobus. E ancora, sempre a Bologna, la sentenza: l'autovelox non è omologato, annullate 25 multe, cose che succedono non soltanto a Bologna. Stiamo per partire con il Qui Parlamento, ma vi annuncio che tra poco entreremo anche nel clou della notizia del giorno. Telefonate per la pace. Siamo sempre sul quotidiano Il Resto del Carlino, quotidiano nazionale. Trump parla con Putin e Zelensky, i negoziati cominceranno subito. Il Cremlino conferma 1 ora e mezza di colloqui, lo zar invita Donald a Mosca, ipotesi vertice in Arabia Saudita, il Pentagono, Kiev nella NATO non è realistico. E naturalmente cercheremo anche di capire, nella pagina successiva il titolo è La diplomazia dei pugni sul tavolo, Ucraina distrutta ha dovuto cedere. L'intervista con l'ambasciatore, l'ex ambasciatore Scarante, tra pochissimo dopo il Qui Parlamento. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Beh, questo intervento normativo è nato a seguito di una questione giurisprudenziale. È stato citato il parere del Consiglio di Stato del 2022, che ha cambiato quella che era l'interpretazione sulla natura giuridica dell'ente, che era già stata diversamente decisa sempre dal medesimo organo nel 1951. Quindi il Consiglio di Stato ha dichiarato che l'ente avesse natura di diritto privato e di natura privatistica, che pertanto la fondazione andasse iscritta presso la prefettura di Parma, e questo è il là per questo intervento normativo. Un intervento normativo che, ci tengo a dire, parte anche da una situazione abbastanza critica, una fondazione che è immobile. Si è detto delle proprietà che ha questa fondazione, perché è titolare di terreni agricoli, titolare di immobili e soprattutto della Basilica della Steccata. Per cui questa fondazione ha bisogno, è stata immobilizzata praticamente dal 2022 fino a questo tempo, e quindi aveva bisogno di un intervento anche relativamente urgente per poter ripartire. E infatti io, che conosco anche quello che è il valore della Basilica della Steccata, mi sento anche molto orgogliosa di poterne parlare oggi in quest'aula, perché effettivamente la fondazione, che ricordiamo è nata nel XVI secolo, quindi ha una storia plurisecolare alle spalle, si è poi avuto un'evoluzione storica che ha seguito un po' le vicende storiche dei Borboni, quindi ha avuto un sdoppiamento, una parte su Parma e una parte che poi ulteriormente si è sdoppiata su quello che riguarda i Borboni di Napoli. E l'Ordine Costantiniano di San Giorgio, oltre ad occuparsi della cura della conservazione della Basilica di Santa Maria della Steccata di Parma, si occupa anche, come del resto di tutte le fondazioni, però di uno scopo altruistico, di uno scopo ideale, e con il suo patrimonio si deve anche rivolgere a favorire iniziative di utilità sociali, culturali e filantropiche. Quello che è la sede parmense, la sede ufficiale di questo ordine, è proprio la Basilica di Santa Maria della Steccata, un vero e proprio gioiello del Rinascimento, che è completato nella prima metà del Cinquecento, poi ulteriormente arricchito e impreziosito, ad esempio con appunto gli affreschi del Parmigianino. Nel 2006 è stato poi inaugurato il Museo dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio, e questo è un po' la storia che, posso dire, vi invito a visitare e a vedere e a toccare con mano nella mia città.
Per quello che riguarda la parte più strettamente giuridica di questa normativa, ecco, si è voluto dare alla Fondazione una gestione più efficace e una gestione che potesse permettere la possibilità di investire quello che viene dall'amministrazione dei beni della Fondazione a scopi altruistici, quindi a occuparsi della cura delle persone, ad occuparsi dell'assistenza, ad occuparsi non solo di iniziative culturali, ma proprio di quello che è diciamo forse malamente come anche il welfare, ma nel senso proprio di altruismo, di solidarietà, e questo è importantissimo. Per quello che riguarda gli organi della Fondazione, si sono messi dei dubbi sul fatto che ci fosse questa duplicità fra controllore e controllato, però sappiamo bene che il collegio dei revisori funziona come un collegio sindacale, quindi partiamo da un controllo contabile che è classificato, che è disciplinato dal codice civile come in tutte le società, questo sicuramente è importante. Ma per quello che riguarda il Consiglio generale, su cui abbiamo discusso proprio prima e su cui io ringrazio il governo per aver approvato il mio ordine del giorno, perché c'è una formula mista che prevede dei consiglieri di diritto che fanno parte delle istituzioni della città e della provincia, ma poi una nomina governativa per quello che riguarda il presidente e gli altri membri del Consiglio generale. E quest'ordine del giorno ha messo in evidenza una importante caratteristica, cioè che la maggior parte dei soggetti nominati dal governo siano residenti a Parma o nella provincia di Parma, che praticamente è il territorio dove la Fondazione ha i suoi beni e esercita, diciamo, la sua attività filantropica, e questo anche alla luce di una comprovata conoscenza del territorio. Questo credo che sia un importantissimo ordine del giorno, proprio perché va a contemperare la presenza, diciamo, della città e del territorio nella gestione della Fondazione. Quindi ci sarà una prevalenza di soggetti che si riferiscono al territorio di Parma e della provincia rispetto a quegli altri che possono essere anche, diciamo, estranei a questo. Credo che questo sia importantissimo, come appunto il ruolo del governo statale rappresenti, a mio parere, una solida garanzia e una protezione a tutela del patrimonio storico, culturale e religioso rappresentato dalla Basilica e dai tutti i beni anche che fanno parte della Fondazione. E per quello che riguarda appunto anche la Santa Maria della Steccata, abbiamo detto che è una chiesa ovviamente officiante, una chiesa dove i parmigiani si ritrovano durante le celebrazioni, è in centro, quindi è assolutamente di facile raggiungimento ed è molto frequentata. Quindi io a nome del gruppo Lega dichiaro il voto favorevole a questo provvedimento, perché rimette al centro dell'azione parlamentare la mia città, la città di Parma, e soprattutto un ruolo una fondazione che è molto importante, ribadisco, non solo dal punto di vista culturale, ma dal punto di vista filantropico, altruistico e di solidarietà. Qui Parlamento. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Buon 13 febbraio a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà e buona vigilia di San Valentino. Oggi colgo l'occasione per farvi ascoltare un altro mio brano dal titolo La magia dell'amore, che parla dell'amore sotto tutte le varie forme. Auguri a tutti gli innamorati, un caro saluto da Pasquale Gallipoli da Paola.
Noi romantici, io e quello dei Maneskin siamo gli ultimi romantici rimasti? Bah, non lo so, c'è ancora qualcuno che ha una fidanzata, una moglie, tanto per dire, no? La magia dell'amore, si chiama così questa bella canzone di Pasquale Gallipoli che abbiamo sentito proprio facendovi pensare che oggi è il 13 febbraio, domani è il 14. Niente, non reagisce Simone proprio come se non avessi detto niente. Pasquale Gallipoli invece lo sa e giustamente dice: venite a cercare la mia musica, dolce e romantica come questo pezzo, La magia dell'amore di Pasquale Gallipoli, da Paola in provincia di Cosenza, al cui patrono a San Francesco ha dedicato il Pasquale una bellissima canzone diventata virale su tutti i social. Cercate questi artisti indipendenti locali, questo è il nostro contro Sanremo quotidiano. Il buon mattino da Sammy Varin, certo, sì, adesso arrivo sui quotidiani, dicono anche qualcosa su Sanremo. Posso dirvi che fa impressione certamente l'intervista a Cristicchi sul Corriere, che dice: la canzone su mia madre l'avevo scritta 5 anni fa, Amadeus la rifiutò. Ed è interessante capire che magari questo pezzo sugli anziani che diventano piccolini e soprattutto quando si ammalano, perché insomma, altri sono belli tosti e voi ascoltatori ne conosco molti che vengono qua, ti danno di quelle pacche sulle spalle eccetera, sarebbe bello che Cristicchi vincesse Sanremo, che almeno si posizionasse nelle prime 3 situazioni positive, che poi non sono sempre quelle vincenti, perché chi va a Sanremo comunque ha un'espressione musicale potentissima che va su tutte le piattaforme per mesi e mesi. Sarebbe un segnale molto bello, certamente diverso dal solito. Torniamo tra pochissimo a Sanremo e tra pochissimo torniamo anche ai vostri WhatsApp al 340 6709 659. Grazie a tutti coloro che mi stanno scrivendo. Tra poco apriamo le linee allo 0292947222, ma aspettiamo un attimo perché sono su QN, Quotidiano Nazionale, telefonate per la pace. Oggi, l'avete capito, è il giorno di Donald Trump e Vladimir Putin. Una lunga telefonata di 1 ora e mezza dopo 3 anni di gelo tra Washington e Mosca. Nel conflitto russo-ucraino la Casa Bianca sceglie il partner più forte e soprattutto più utile a ripristinare l'idea di un mondo diviso in intangibili sfere di influenza. Basta guerra, tempi accelerati per la pace, pazienza per l'Ucraina e, sedotta e protetta da Joe Biden, ora abbandonata al suo destino. Kiev prova a salvare il salvabile. Zelensky risponde subito alla chiamata di Trump, definita molto positiva dal tycoon. L'Unione Europea non interrogata. Queste le situazioni sul tavolo, con la Callas, alto rappresentante esteri dell'Unione Europea, che farà il convitato di pietra. L'Europa deve potersi sedere a quel tavolo, perché non c'è accordo possibile senza di noi. Così Kaja Kallas in un'intervista alla European Newsroom, un concetto ribadito dai ministri degli esteri di Francia, Germania e Spagna riuniti a Parigi, noi stiamo zitti, secondo i quali è ovviamente necessaria la presenza anche dell'Ucraina. L'obiettivo, argomenta Kallas, è costruire il rapporto con la nuova amministrazione USA per rientrare nei giochi. Pagina successiva e, come vi dicevo, l'intervista all'ex ambasciatore Scarante. Ucraina distrutta, ha dovuto cedere. Qualcosa si muove, scrive Beppe Boni su QN, verso la pace, anche se sul terreno ucraino la cronaca registra ogni giorno attacchi e controffensive da ambo le parti. Giampaolo Scarante, già ambasciatore di lungo corso, consigliere diplomatico di Palazzo Chigi e attualmente docente di teorie tecniche di negoziazione all'Ateneo di Padova, è prudente ma ottimista. Trump e Putin ieri si sono parlati per 1 ora e mezza e ci sono stati contatti anche tra il presidente USA e Zelensky. Sono segnali concreti verso la pace? Risponde lui. Sì, a questo punto si può parlare di un negoziato, anche se dobbiamo parlare ancora di fase esplorativa. Comunque ciò che è accaduto è concreto, è nuovo. Lo scenario qual è?
La Russia si è disimpegnata in Siria e Putin non può perdere la guerra, altrimenti rischia di cadere. Deve trovare una via d'uscita, per cui il conflitto è anche un fatto esistenziale. Per lui il conflitto è anche un fatto esistenziale. Kiev deve far buon viso a cattivo gioco e oggi è disposta a negoziare. Cosa c'è dietro la liberazione dell'americano Mark Vogel detenuto a Mosca? Difficile dirlo su due piedi, lo scambio di prigionieri è una prassi consolidata, ma il fatto che avvenga adesso non è casuale, la prospettiva è cambiata e quasi certamente ha a che fare con i possibili sviluppi sull'Ucraina. Su quali punti potrebbe svilupparsi la trattativa? Uno è l'aspetto territoriale. Kiev offre di ritirarsi dal Kursk, ma bisogna vedere che idea ha Mosca sul Donbass. Due, il futuro dell'Ucraina. Chi la garantisce da ulteriori aggressioni? La NATO? L'Europa? C'è in ballo una possibile neutralità, che sia ufficiale o di fatto. E l'ingresso nella NATO? Improbabile per adesso, risponde l'ex ambasciatore. La Russia non lo permetterebbe. È cambiato l'approccio della diplomazia in questa fase? Certamente, dice, come sta facendo Trump, si dà un pugno sul tavolo e poi si tratta, si alza la posta per poi trovare una mediazione. La diplomazia in senso classico viene mischiata alla forza e a volte all'arroganza. Talvolta si mandano avanti gli uomini dell'intelligence rispetto ai diplomatici, però vedo segnali positivi con la politica che rivendica il proprio ruolo. Zelensky sarà costretto a cedere rispetto al passato? Risponde l'ex ambasciatore. Lo sta già facendo, ha già virato rispetto alla prima fase arrembante, tutta impostata sull'orgoglio nazionale e sulla difesa che ha interpretato bene. Ora tratta, non ha scelta. L'Ucraina è stata distrutta anche dal punto di vista della società. L'Europa nel risico delle trattative sembra tenuta ai margini. Lo è per diverse ragioni. Gli USA tendono a prendere in considerazione i singoli paesi. L'Unione Europea come soggetto politico deve sgomitare per farsi valere. La guerra è alle porte di casa, mentre gli USA hanno un oceano di mezzo. Si è svegliata tardi, l'Europa ha commesso errori in passato, politicamente si è affidata troppo agli Stati Uniti e dal punto di vista militare alla NATO. Sull'Ucraina è mancata una visione propria. Così quest'oggi sul quotidiano nazionale, nel frattempo spero che la Meloni ci stia ascoltando, alzi il telefono e faccia una telefonatina magari a Trump, speriamo. La legge della Toscana su QN sia il suicidio assistito, ma solo per i residenti. Bella questa qua, niente male. Tutti a prendere la residenza in Toscana, che non si sa mai. La risposta per chi fa richiesta arriverà al massimo entro 42 giorni. Nei prossimi mesi potrebbero essere definiti percorsi d'accesso per tutti. Stiamo a vedere. Io giro pagina e vado sul quotidiano Il Tempo, altro che modello. L'idolo dei compagni, Lucano condannato anche in Cassazione, scrive il quotidiano Il Tempo. L'ex sindaco di Riace dovrà scontare 18 mesi di reclusione, ma Fratoianni è soddisfatto per il verdetto dei giudici. Fratoianni dice: con questa sentenza si chiude una brutta pagina per il paese. Il tentativo di criminalizzare un'esperienza straordinaria viene definitivamente sconfessato. Diverso il giudizio di Maurizio Gasparri. Oggi la giustizia ha fatto il suo corso, ma restano tante ombre su questa vicenda e su chi difende un sistema. La leghista Tilde Minasi, cacciato dai cittadini che non lo riconfermarono sindaco, adesso viene condannato dai tribunali, gli resta solo Saviano. Michele Barcaiuolo, la condanna definitiva di Lucano è solo l'ultimo tassello che smonta una narrazione costruita per anni. Sarà, ma intanto dovete decidere che giornale comprare, perché qui da un giornale all'altro cambia la verità. Anche sul Tempo il suicidio assistito è scontro, il Parlamento faccia in fretta, Gianni non saremo la Svizzera. E poi certamente
nella pagina 9 del quotidiano Il Tempo, la lotta che spacca la politica. Nel PD c'è chi è contrario al suicidio assistito, così come in Forza Italia invece è contrario. A destra e a sinistra non c'è un unico sentimento quando si parla di fine vita. Quotidiano Il Tempo intervista quest'oggi Mina Welby, la madre di Pier Giorgio Welby, lo ricorderete, mai indietreggiato su questo tema. Questa vittoria è frutto di un lavoro durato anni, ma anche Simone Pillon, l'ex senatore della Lega pro Life, una scelta per far quadrare i conti. Si potrà uccidere una persona con 5 euro. Tutte da leggere queste notizie che riguardano il fine vita, un altro motivo per alzare il culo dal divano e comprarvi un quotidiano, almeno uno alla settimana. Su Repubblica, ciapala lì, Salvini ottiene il sì di Giorgetti per la rottamazione. Se lo scrive Repubblica, pagina 11, in Consiglio federale il ministro dà l'assenso, ipotesi decreto, ma restano i dubbi degli alleati, slitta ancora il congresso leghista. Verso le comunali, che è successo? Genova, Silvia Salis, il nome civico del PD. Mi è venuto un colpo, ho detto la Salis. Oh mamma mia, Silvia Salis, ex campionessa italiana di lancio del martello e ora vicepresidente vicaria del CONI, sarebbe l'asso nella manica del PD di Genova, fermo da settimane per veti incrociati e ripicche sui nomi di esponenti del partito genovese in vista delle elezioni comunali. Genovese, 39 anni, nel 2016 ha lasciato l'attività sportiva per un infortunio, nel 2021 è diventata la prima donna a essere nominata vicepresidente vicaria del CONI, sposata con il regista Fausto Brizzi. Silvia Salis potrebbe essere il nome civico del PD in quel di Genova. Apriamo le linee, dai, sentiamo un po' cosa hanno da dire i nostri ascoltatori sulle notizie che vi ho letto. 0292947222 per entrare in onda con Sammy Varin, oppure anche tramite WhatsApp 340 6709 659. Io intanto mi rituffo su Repubblica perché a proposito di fine vita la legge toscana divide, scrive Repubblica pagina 14, governo pronto ad impugnarla. Fratelli d'Italia verso il ricorso alla consulta, 60 giorni per opporsi, competenza del Parlamento. Ma Repubblica intervista anche chi purtroppo è in quella situazione di voler decidere di morire. La norma approvata, una porta che si apre, voglio morire con dignità. Maria Novella De Luca intervista Martina Oppelli, triestina affetta da sclerosi. La ASL per 2 volte mi ha negato il diritto al suicidio. Quest'oggi sul quotidiano Repubblica. 0292947222. Pronto? Pronto, sì, ciao, sono Aldo da Bergamo. Buongiorno. Buongiorno Sammy. Volevo solo un'informazione, ma se la sinistra continua a urlare per far dimettere Santanchè, adesso che il sindaco ha preso 18 mesi, non è parlamentare europeo, non si dovrebbe dimettere anche lui? Forse è una domanda stupida, però magari, visto che l'hanno condannato, vorrei sapere la tua opinione. Grazie caro, bella domanda, effettivamente, ma sai, proprio perché sei parlamentare europeo, insomma, c'hai certe possibilità che noi umani non abbiamo, c'hai il mantello che ti trasforma in un razzomissile. No, io pensavo più al sindaco, essendo stato rieletto, non trapela sui giornali, ma Lucano è stato rieletto anche sindaco a Riace, e può andare avanti ugualmente. Punto di domanda, non viene trattata questa domanda. Vedete che siete voi veri editorialisti di Radio Libertà, non viene trattata questa domanda sui quotidiani quest'oggi. Avanti con le telefonate 0292947222. Fate impallidire il nostro regista. Pronto? Buongiorno Semmi, buongiorno dal Veneto. Buongiorno. Beh, intanto diciamo una grave mancanza sulla titolazione di questo provvedimento. Perché, e lo dico anche a te come casta dei giornalisti, perché continuate a chiamarlo o a definirlo o a titolarlo suicidio assistito, anziché provvedimento per accompagnare
alla morte, quindi morte assistita, perché vedi, se uno vuole naturalmente morire, come ha il diritto di morire naturalmente, gli deve essere concesso questo diritto. Ora, il problema, come dice anche il caro Zaia qui nel Veneto, non sta tanto nella legge regionale, comunale, provinciale o addirittura della circoscrizione, ma sta nel fatto che a livello nazionale i cari senatori, parlamentari, eccetera, dormono e non hanno ancora emesso nessun provvedimento. Per cui quando uno si appellerà alla legge regionale, gli sarà tolto il diritto di morire naturalmente da qualcuno che è al governo, di destra, di sinistra, di centro, di garage, di taverna, potrà dirgli no, tu devi continuare a essere, sai, con le cannucce, con le siringhe, con quant'altro i medici sanno fare per continuare a soffrire. Caro Sammy, ti dico un'altra cosa velocemente, ma lo sai che hanno prorogato la legge che permette agli ufficiali di marina, aeronautica ed esercito di andare in pensione a 58 anni? Ufficiali, ma non quelli che vanno, sai, sono andati in Afghanistan a combattere in mezzo alla polvere i terroristi, ma anche a quelli che stanno qui negli uffici del Veneto, del Friuli, della Lombardia, della Calabria, della Sicilia, dopo 58 anni. E ci sono operai lì che stanno lavorando come dei disgraziati a 70 anni. Ma questo non lo diciamo? Grazie Sammy. Sempre grazie a voi, e non lo diciamo perché non c'è sui giornali. 0292947222, entrate in onda e commentate voi le notizie del giorno. Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta. Buona. Allora volevo dire qualcosa sulla Russia e l'Ucraina. Dai. Allora, l'altro giorno Dmitry Suslov, consigliere per la politica estera, mi sembra, del Cremlino, settimana scorsa ha dichiarato: lo dico sinceramente, o l'Ucraina accetta le nostre condizioni o corre il rischio di sparire dalla carta geografica. Va seguita, signor Sammy, con tenacia la via della trattativa, ma evitando, sembra, l'ingenuità di credere che Putin sia animato da una volontà negoziale aperta. Dalla sua ha i rapporti di forza dispiegati. Se vale ancora qualcosa questo. Io la saluto e buona giornata. Sempre grazie. Io spero sempre che la Meloni alzi il telefono e faccia una telefonatina a Trump. 0292947222. Pensa come si incazza tutta l'Unione Europea poi se dice Trump sì vabbè facciamo qualcosa, che venga l'Italia, no? Solo l'Italia, no, al tavolo delle trattative. Chi c'è in onda? Pronto? Senti Sammy? Buongiorno. Buongiorno, sono Gino da Roma, cerco di essere veloce. Allora, prima due cose, soprattutto che venga approvata la legge sulla sicurezza, che si sbrigasse il governo, si sbrigasse la Meloni, la Lega, Forza Italia. Questa legge deve essere approvata, così anche come sulla riforma della magistratura. Non devono tornare indietro, devono sbrigarsi, darsi da fare il più veloce possibile, non dando retta a quei signori del PD comunisti. Sai come Flaiano li ha definiti, lo leggevo ieri sulla Verità, li ha definiti nel 67 comunisti, ma il PD attualmente è comunista. Dice: se sei del PD puoi essere imbecille, ma se non lo sei imbecille. Ecco, Sanni, ecco, Grazie. A quel signore che ha parlato sulla morte assistita, io direi che lui dovrebbe rivolgersi più al signor Bergoglio, al Vaticano, è la Chiesa soprattutto che non permette tutto questo. Lui si deve rivolgere lì. Ecco, scusami Sammy, ciao. Grazie caro. Beh, sicuramente questa scelta della Toscana è un bello schiaffone a tutti i cattocomunisti che votano PD, ma sono sicuro che quando si sveglierà il Parlamento italiano, e prima o poi si deve svegliare su questo argomento, ci sarà un voto assolutamente trasversale anche all'interno dei partiti. Secondo me
finirà così. Ci alleeremo chissà con chi e porteremo avanti questa legge. Io sono uno di quelli che effettivamente è d'accordo, anche se chiaro, dispiace, anche se questo suicidio assistito o morte assistita, chiamiamola come volete, esiste già, perché esiste la dose un po' massiccia di morfina e quasi sempre te ne vai lentamente all'altro mondo. È chiaro che ufficializzarlo è un qualcosa di potente, ma esiste già. È un qualcosa che divide le coscienze. Forse ci devi passare, chi ha avuto in famiglia questa problematica forse un altro pensiero, chi è massimamente cattolico un altro ancora. Qui potete dire la vostra anche tramite WhatsApp al 340 6709 659. Dopo le 11 io torno in onda, ve li leggo tutti quanti, ma certamente adesso è l'occasione per entrare in onda, quindi anche voi nuovi ascoltatori formate 0292 94 7222 e commentate con me le notizie del giorno. Pronto? Sì, sono Graziano, chiamo da Gallarate. Ciao. Senti una cosa, prima di tutto sono d'accordo anch'io con queste cose, prima di tutto se è leggermente cosciente, se accetta lui visto le sofferenze che ha, io se dovesse capitare, per l'amor di Dio, dire Signore, vengo su a trovare te piuttosto che continuare a soffrire in questo modo. E poi i familiari se vedono che lui non può partecipare, visto le loro condizioni eccetera, di poter anche dare il benestare, perché eventualmente pian piano, con una dose come dicevi soprattutto, che lentamente pian piano di andare dall'altra parte, ecco. E poi certo. Guarda, volevo dire un'altra cosa, quello che ho sentito prima, la faccenda che in Europa parlavano delle foibe, ma io dico, ma quel partito lì che eventualmente chi ha detto queste cose, ma quelli sono da eliminare, da cacciare via, ma si può diciamo con le cose che hanno fatto vedere a dire che è tutta una messa in scena, ma io guarda, e poi un'altra cosa ancora, guarda, che noi come giustamente ha detto il sindaco lì, quello lì, Lucano e così via, e quindi sia la Salis eccetera, abbiamo 2 galeotti in Europa, ma pensiamo che razza di che paese è l'Europa che è. Ma Grazie. Potremmo fare un bel titolo: 2 galeotti in Europa. Intanto sulla stampa si scrive di fisco, arrivato il sì di Giorgetti alla rottamazione lunga, scelta attenta ai conti, ma nella pagina successiva, sempre la stampa, scrive ma la Premier frena il carroccio su tasse e riforma della sanità. Pare che la Lega l'abbia avuta vinta. Ancora sul quotidiano La Stampa, il suicidio assistito non è eutanasia, ora il Parlamento approvi una legge. Le cure palliative devono essere garantite a tutti. Adesso l'Italia segua l'esempio toscano. Non si può imporre la vita a chi la trova intollerabile per sofferenza e dipendenza. Scrive oggi sulla Stampa l'analisi Chiara Saraceno. Pronto? Pronto, ciao Sammy, sono Rosa da Monza. Buongiorno. Ascolta, buongiorno a tutti. Comunque, io sono andata a prendere l'Atlante di mio figlio che aveva le medie e sai cos'è? La Russia bianca era tutta, compresa l'Ucraina, fino a Mosca. Zelensky non conosce neanche la geografia e mi fa piacere che sparisca Zelensky, va bene? Perché lui come comico è riuscito a far morire gli ucraini, in quanto al Donbass era russo e loro hanno detto che li ha combattuti, li ha bombardati la Russia. Non è vero, perché erano tutti russi di origine. Hai capito? Mettevano le mine davanti alle case. Me lo hanno confermato anche degli ucraini, va bene?
Grazie cara, Un grazie saluto, cara, salve. un abbraccione. Se guardiamo le carte geografiche di un po' di tempo fa, ragazzi miei, quante cose sono cambiate, ognuno ha voluto la propria indipendenza, ma poi ultima segnalazione vi faccio sulla Stampa. La Stampa non è che festeggi molto per Lucano, c'è solo un riquadretto piccino picciò. Lucano resta una sola condanna, il no dei giudici a un processo bis. Migranti, la Cassazione conferma i 18 mesi per falso. 0292947222. Chi vuole entrare in questo momento chiami al volo, perché mi dicono le linee sono libere. Un'occasione d'oro, signori, che dai, sono un venditore di pentole e guardate questa pentola a doppio strato, signori, potete metterci quello che volete, ci facciamo le uova, dai, metti su le uova, vai. Gli accordi tra Putin e Trump, che devono essere poi esplicitati, mostrano ancora una volta che l'Unione Europea ha fatto poco o niente. Ricordiamoci di quando la Ursula finiva ogni discorso con la frase «sosterremo l'Ucraina fino alla vittoria». Evidentemente non aveva mai letto i libri di storia, neanche quelli delle scuole medie, e a quei tempi mi ricordo che chi parlava di fare un accordo era subito indicato come filo russo, filo putiniano, eccetera, eccetera. Non lo so se Trump e Putin arriveranno a un accordo, probabilmente qualcosa si farà, e se l'Unione Europea fosse stata più realistica, probabilmente questi accordi si potevano fare prima o prima dell'inizio della guerra, o magari poco dopo l'inizio. Chiunque avesse un po' di buonsenso sapeva benissimo che la Russia avrebbe vinto la guerra dall'inizio, nonostante l'Ursula finisse i suoi discorsi con quel famoso romano con la frase «sosterremo Ucraina fino alla vittoria finale», eccetera. Grazie Jenny da Milano. Un'altra chiamata, pronto? Pronto? Buongiorno. Oh, buongiorno. Senta, una cosa a proposito dell'Ucraina. Volevo riprendere il discorso che fa il direttore di Radio Padania, il signor Sallusti, quando fa questo esempio della NATO, che è un autobus, la NATO, guidato, pagato dagli Stati Uniti. Però le ricordo, signor Sallusti, che questo autobus, dove noi, dice lui, saliamo gratis, ora d'ora in avanti dovremmo pagarlo di più come Europa. Ecco, questo autobus di solito va dove vogliono gli Stati Uniti, è sempre andato dove vogliono loro, è guidato da loro. Per cui, insomma, mi sembra un po' fuori luogo che dobbiamo pagare un autobus che guidano sempre loro. Glielo dica al signor Sallusti. Grazie, buongiorno. E il nostro direttore lo trovate tra pochissimo alle 9:30 con il suo editoriale. Bellissimo sentire che controbattete. Ciao Sammy, mi dispiace dirti che devi rinunciare ai 5 euro per la radio. Mi servono per andare in Toscana. Che ridere, perché oggi c'è l'intervista sul quotidiano Il Tempo proprio e c'è qualcuno che dice che bastano 5 euro per andare a morire, ma devi essere anche residente in Toscana. Ci siamo fermati, non c'è più nulla, ci fermiamo? Sì, dai, ci fermiamo ragazzi. Ho qui un bel po' di WhatsApp da leggervi. Se mi fate un ulteriore pieno al 340 67 09 659, io alle 11 torno in onda con voi. Già, torno in onda e vi leggo tutti i WhatsApp che mi avete inviato. Per il momento Sammy Varin vi ringrazia per il gentile ascolto. Se vi siete messi soltanto adesso con la radio accesa, tranquilli, sul sito radiolibertà.net cliccate podcast e potete riascoltarvi questa rassegna stampa, scaricarla o inviarla a parenti o amici ogni giorno. Sammy Varin li sveglia alle 7:30 del mattino, pure i vostri parenti o amici. Nel frattempo che siete sul sito radiolibertà.net, vi ricordo che bastano davvero 5 euro per aiutare Radio Libertà. Radiolibertà.net, cliccate abbonati, sostienici e ci fate un bonifico di 5 euro. Se preferite, volete andare in posta questa mattina, conto corrente postale 3767 1294, lo ripeto perché non avevate la penna, scrivete 3767 1294, intestato a Radio Libertà Milano, per dire: "Uè Sammy, la sento ogni mattina la tua rassegna stampa, mi piace".
Avete ascoltato la rassegna stampa.